Essere consapevoli di vivere come figli di Dio. Alla festa di Nostra Signora del Carmine a Santo Stefano del Ponte, il Vescovo invita a non dimenticare il rapporto di figliolanza che ciascuno ha con la Vergine. Attraverso Maria, spiega, Gesù è venuto affinché fossimo suoi figli. Un aspetto che oggi si tende a dimenticare, aggiunge Monsignor Tanasini, presi come siamo dagli impegni di tutti i giorni. Di qui l'impegno a non dimenticare questa condizione, a non trascurarla. Attenti dunque a conservare questo rapporto di figliolanza, questa vita nuova, questa vita alta che ci viene donata. Poi l'esortazione del Vescovo a vivere questa figliolanza seguendo davvero la parola di Dio contenuta nel Vangelo. Vivere il Vangelo vuol dire non semplicemente conoscere un testo e mandarlo a memoria o ascoltarlo. Significa pensare secondo il Vangelo, dare alla nostra vita la forma del Vangelo, perché questa è la forma dei figli di Dio. Al termine della messa a Santo Stefano del Ponte, la processione si è snodata attraverso tutta la città di Sesti Levante fino alla Basilica di Santa Maria di Nazareth. Un percorso che ha messo in moto una popolazione, una festa capace di trasformare una comunità in famiglia. Un segno del desiderio di camminare insieme, quindi non solo come comunità di Santo Stefano, ma come comunità di tutta la città di Sestri, portando proprio Maria in mezzo alla gente e cercando appunto di camminare insieme per poi lavorare insieme durante tutto l'anno a servizio di Dio. L'immagine della Madonna e i crocifissi della confraternita di Nostra Signora del Carmelo hanno poi fatto rientro alla pieve di Santo Stefano, non prima del tradizionale saluto al mare. La protezione per la gente che vive, che lavora, che viaggia sul mare, la protezione anche per le persone che purtroppo in questi giorni anche nel mare trovano una situazione di disagio e che si trovano vittime lungo il mare.